Oggi è il giorno di San Matteo. Il nome Matteo viene dall'ebraico e significa dono di Dio. Oggi, 21 settembre, ricorre la giornata internazionale della pace e della gratitudine. Maria Montessori sosteneva che stabilire una pace duratura fosse compito dell'istruzione, per cui la giornata internazionale è stata istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1981 e nel 2001 venne scelta la data del 21 settembre. La giornata mondiale della gratitudine invece ha avuto inizio grazie al Meditation Group delle Nazioni Unite nel 1977 per ringraziare per la vita, le cose ricevute, gli eroi moderni, la famiglia e gli amici. Resterà per sempre il giudice ragazzino. Rosario Livatino venne assassinato a 38 anni il 21 settembre del 1990, mentre percorreva senza scorta la statale Agrigento-Caltanissetta. L'omicidio fu opera di 4 sicari assoldati dalla Stidda, organizzazione mafiosa che il magistrato di Canicattì stava combattendo. Buona domenica ai 12. Oggi la triplice congiunzione di Luna, Sole e Mercurio, seppure in segni zodiacali diversi, ovvero la fine Vergine e i primi della Bilancia, convince lo zodiaco a dialogare in una maniera più ponderata, oggettiva, ma che abbia tutela e rispetto dei sentimenti. Come se la caveranno i 12 dello zodiaco? Vediamolo insieme. Ariete. Proprio voi sembrate quelli che subiscono di più l'onda emotiva e cognitiva di tutta questa parte del vostro cielo. Dovete cercare semplicemente di avere più coraggio nei vostri dialoghi, di cercare di capire che parlare d'amore non è un campo minato. Toro, vi fa molto gioco questa triplice congiunzione, soprattutto a quelli della terza decade, che troveranno forza e concretezza nella loro azione. Un senso di sicurezza finalmente vi pervade. Gemelli, ottima condizione planetaria che simula l'Urano che avete ospite nei vostri gradi, per cui oggi tutto è possibile. La valutazione attenta di una proposta oggi vi farà assolutamente aprire la speranza su una nuova possibilità di vita che imposterete anche un po' fantasticamente. Cancro, per voi questa triplice congiunzione mette un po' in crisi quanto il futuro prevede. Probabilmente il partner sentirà il bisogno di vuotare il sacco su tutta una serie di cose che non vanno. Accogliete le rimostranze e cercate di capire qual è il motivo di disagio. Leone, la vostra giornata oggi auspica bene, soprattutto in termini comunicativi, vi sentite più gratificati e sentite il bisogno anche di chiarire alcune cose che la settimana prossima saranno fondamentali nel lavoro e nella relazione con i colleghi. Vi sentite un po' soddisfatti. Vergine, che dire di questa domenica in cui la bella Venere incede nei vostri gradi e vi porta all'amore. Questa è una domenica molto importante per voi perché inizia una fase di diplomazia e benessere decisamente molto, ma molto vantaggiosa. Bilancia, i vostri buoni rapporti finalmente riescono a ottenere dei risultati importanti. C'è un incontro determinante questa settimana che vivrete all'insegna di una ritrovata serenità sociale e socievole. I referenti nuovi che avete scelto vi porteranno fortuna. Scorpione, Venere è tornata amica, dialoga con Marte che sta per entrare nei vostri gradi, iniziando quindi un periodo di forti passioni. Sagittario, per voi la giornata prevede l'inizio di una Venere in quadratura. Molto probabilmente dovete mettere in crisi la vostra capacità d'amare, dare di più e non deconcentrarvi dalla coppia rispetto al lavoro. Capricorno, per voi una buona notizia: Venere in Trigono e finalmente tutti i dubbi e le incertezze che avete in amore vanno via, anche se adesso non ci sarà bisogno di parlare, proprio perché Mercurio minaccia già dalla sua quadratura di farvi sbagliare le parole. Non vi dispiacerà per un po' tacere e godervi i sentimenti. Acquario, ottime notizie per voi: Venere finalmente dismette la dispettosa opposizione. Mercurio in bilancia amico
è l'inizio di una fase di dialogo affettivo molto importante. Seppure Marte già minaccia Plutone con le sue alterigie, con un cielo così splendido saprete bene ovviare a un pianeta che alla fine vi chiede solo di sciogliere i ghiacci tipici del vostro segno zodiacale per darvi alle passioni. Pesci, finalmente sta per tornare un periodo un po' più sereno. Il Sole, Mercurio e la Luna vi promettono che la prossima settimana sarà una settimana più distesa. Seppure ancora oggi nutrirete dei dubbi, abbiate speranza in quella magnifica promessa che si chiama futuro. Fu il re Vittorio Emanuele III a inaugurare in persona la nuova via per sole automobili che collegava Milano a Varese. Era il 21 settembre del 1924 e vede la luce un tratto della prima autostrada a pedaggio del mondo, la futura autostrada dei laghi. Questo modo di dire non ha nulla a che fare con il trucco o con i baci, anche se così sembrerebbe. L'espressione kiss and make up in inglese viene infatti utilizzata per indicare un momento di pace, di riconciliazione. In lotta contro tutti. È così che il frate domenicano Girolamo Savonarola ha trascorso la vita lottando contro il potere ecclesiastico e politico, perseguendo abusi e vanità. Quando nel 1490 viene chiamato a Firenze, arrivarono le prime ammonizioni da parte di Lorenzo il Magnifico, ma il predicatore, che sosteneva di avere il dono della profezia, in risposta annunciò sciagure e flagelli, non sottomettendosi al potere politico né a quello pontificio. Savonarola voleva riformare l'ordine dei domenicani per trasformarlo in un effettivo ordine mendicante, moderando al tempo stesso il potere della signoria a Firenze e quello del Papa. Inevitabile quindi la cattura, la carcerazione e la condanna a morte sul rogo insieme a due confratelli. Ci salutiamo con la frase del giorno. Quando moriremo nessuno ci verrà a chiedere quanto siamo stati credenti, ma credibili. E anche questo nuovo meraviglioso giorno sta per iniziare e mi raccomando, siate curiosi sempre. Ci vediamo domani con un nuovo imperdibile appuntamento. Buona giornata dalla vostra Martina.